Con 1600 strutture e 18.000 posti letto, in particolar modo, l'agriturismo oggi è una fetta importante del settore del turismo, che va in alternativa a quello dei laghi, che va in alternativa a quello delle spiagge, che va in alternativa a quello della montagna. È sicuramente un turismo sostenibile, un turismo che riesce a lavorare insieme all'ambiente e a far comprendere ancora di più ai cittadini, soprattutto alle famiglie, perché su questo soprattutto si concentra l'importanza dell'ambiente, della sostenibilità e della vera sostenibilità, cioè di chi lavora con l'ambiente, rispettando l'ambiente, ma soprattutto preservandolo. La conclusione un po' del percorso è che la tematica è di fondamentale importanza per il territorio e per le aziende e il nostro dovere è quello di riuscire a dare gli strumenti formativi e informativi che sono necessari per poi poter crescere e migliorare la situazione. Abbiamo sempre bisogno di nuove informazioni, c'è un'evoluzione un po' del contesto normativo, quindi è giusto che l'associazione si proponga di essere lo strumento che trasmette queste informazioni. Le incertezze si combattono con la conoscenza e questo è il momento appunto per trasmetterla. La multifunzionalità è uno strumento ulteriore che permette appunto all'azienda di diversificare e quindi avere diversi strumenti per poter approcciare la tematica economica, ma anche poi quella di crescita vera e propria dell'azienda e quindi di essere in grado poi di valorizzare il territorio, le produzioni e anche le competenze che abbiamo nelle aziende. Il tema del reddito è fondamentale, se si riesce a far reddito si riesce a dare una prospettiva per il futuro e l'unica cosa che può alimentare questa cosa è riuscire a conoscere gli aspetti e riuscire poi a dare il giusto valore ai prodotti, quindi riuscire anche poi a trasmettere al consumatore l'importanza e il valore che c'è dietro ogni singolo prodotto che arriva sul piatto. L'obiettivo è di far conoscere, ricordare quali sono gli obiettivi e le finalità di un agriturismo, del turismo rurale e dell'accoglienza. L'agriturismo offre la possibilità di far conoscere i prodotti che vengono allevati, coltivati nell'azienda agricola, valorizzandoli nella propria attività. Il turismo verde aiuta tutte le attività a farsi conoscere e ad avere supporto in tutte le attività che si svolgono quotidianamente. Sì, è molto importante tenere sempre vivi i rapporti tra le associazioni e la regione per essere sempre aggiornati e far sempre parte di quello che sono le attività connesse all'agriturismo, all'azienda agricola e con la regione. L'invito è quello di approfondire la tematica in quanto può essere un valore aggiunto all'azienda.